Paradoxa è un progetto che è nato l'anno scorso, nel 2016, e che intende esplorare sull'impulso del Far East Film Festival, questo festival che ha quasi 20 edizioni alle sue spalle, quest'anno è la 19ª, dedicato al cinema orientale. Dicevo, su questo dell'Asia orientale, estremo orientale. Su questo impulso è nato Paradoxa, una mostra dedicata ogni anno ad un contesto nazionale dell'arte estremo orientale. Il primo anno ci siamo occupati del Giappone con 5 artisti giapponesi, quest'anno è il turno della Cina e probabilmente l'ultima edizione sarà dedicata alla Corea del Sud. Perché il termine Paradoxa? Perché il punto di partenza della mostra è quello di indagare il paradosso, la contraddizione, il rapporto non logico fra le cose che genera conoscenza. Molto spesso il paradosso nasce dal fatto che due presupposti, due premesse, una situazione non sono congrue o non danno risultati congrui, oppure creano una sorta di impasse logica per la quale non sappiamo quale scelta prendere, cosa decidere. Queste forme non logiche di sapere per molti secoli nella nostra cultura sono state marginalizzate, intendo la cultura occidentale, mentre nella cultura orientale esse hanno assunto un'importanza filosofica fondamentale. Ci sono stati poi pensatori ovviamente della cultura occidentale che hanno recuperato il paradosso, la contraddizione, addirittura già secondo me nella cultura presocratica noi avevamo questo tipo di importanza per il pensiero non logico, irrazionale o comunque contraddittorio. Ebbene, io penso profondamente che l'arte sia un linguaggio che oggi può sviluppare proprio attraverso la contraddizione e il paradosso un ragionamento dello spettatore, una esperienza estetica che lo faccia conoscere e rapportarsi con il mondo in modo differente. E credo che in particolare questo rapporto paradossale generato dalle opere sia presente nell'arte estremo orientale. L'anno scorso abbiamo cominciato dal Giappone con 5 artisti che sono venuti qui a Udine durante anche l'organizzazione del Far East. Noi apriamo sempre in concomitanza con il Far East Film Festival e hanno prodotto tutte le opere interamente qui a Udine. Il tema della mostra dell'anno scorso era quello dell'oggetto, della manipolazione dell'oggetto e del quotidiano, di nuovo in termini contraddittori e paradossali. Gli artisti erano 5. Mania Kato, Taro Izumi, Taturo Atsu, che in realtà è uno pseudonimo, un nome inventato, questo artista cambia nome continuamente di mostra in mostra, Takahiro Iwasaki e Yuki Matsumura. Quest'anno invece, vi dicevo, è stato il turno della Cina. Il tema della mostra è quello dell'oscurità, del buio, e i 3 artisti sono 3 artisti che lavorano ciascuno con un differente medium. Chen Gran lavora con il video, con il film, realizza addirittura dei film della durata di 5-9 ore addirittura in alcuni casi. Chen Wei è un fotografo e Zhe Nanqing, si scrive con la X ma pare che si pronunci così, è un pittore che ha cominciato negli anni 90. Tutti e 3 gli artisti sono nati fra il 70 e l'81, quindi una generazione che è nata dopo la rivoluzione culturale di Mao e di fatto è diventata adulta in anni, negli anni 80, in cui la Cina stava già profondamente cambiando. C'era una maggiore apertura al mondo, alla cultura occidentale, ma in generale verso il globo. L'economia stava lentamente diventando un'economia sempre più aperta al sistema capitalista e questi artisti sono poi cresciuti, si sono formati cresciuti, hanno fatto le prime mostre tutti alla fine degli anni 90, quando l'arte cinese è diventata di colpo un tema di interesse mondiale. Vi dicevo, il tema dell'oscurità. Il tema dell'oscurità è legato a un famoso concetto filosofico cinese che è lo yin yang, che tutti conoscono per il suo icastico simbolo bianco e nero, ed è un concetto che arriva da lontano, ha un'origine, se vogliamo, paesaggistica, perché il termine letteralmente significa solatio e umbratio, cioè i 2 versanti delle montagne che sono all'ombra durante il giorno e al sole. E questo, diciamo, simbolo sta a significare l'unione degli opposti che anche nella nostra cultura esistono, possono essere il maschile e il femminile, la luce e l'ombra, da cui parte il simbolo, e la passività e l'attività,
e tutta una serie di valori contrapposti che si mescolano e si uniscono, e tenendosi insieme in vita proprio perché esistono insieme, nessuno riesce a prevalere sull'altro. Noi abbiamo sempre avuto un'idea della Cina e della cultura cinese basata proprio su questa filosofia dell'equilibrio, della sobrietà, della maturità, del giusto rapporto fra le cose e gli opposti. Ebbene, la Cina moderna è molto diversa, è lontanissima da questa tradizione, è un paese che sta affrontando una modernizzazione traumatica, repentina, assolutamente squilibrata, e quindi questi artisti non raccontano direttamente la situazione cinese, però parlando dell'oscurità parlano soltanto di uno dei due aspetti di questo rapporto di cui vi stavo accennando, e in qualche modo manifestano uno squilibrio che è in atto nella cultura cinese, uno squilibrio verso appunto il sistema capitalistico, verso un'industrializzazione forzata, forzosa, vi ripeto, traumatica anche. Dunque il parallelo fra il lavoro sull'oscurità e la Cina moderna è questo, è una sorta di metafora. Per il resto tutti i lavori parlano della luce o del buio, del suo contrario, e la mostra stessa è allestita in un modo tale da ricreare una sorta di spazio di retroscena, di spazio teatrale ipotetico, oscurato attraverso delle tende nere, nelle quali lo spettatore si muove in uno spazio di semioscurità e scopre le opere attraverso i punti illuminati della mostra.